Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. No, cari amici tedeschi, con molte virgolette e probabilmente anche un punto di domanda beffardo. L'Italia non può proprio essere cornuta e mazziata all'interno di quel macro fenomeno della contemporaneità che è l'immigrazione incontrollata, che sono i flussi non solo incontrollati, ma incentivati da ONG, non di rado volontari o involontari alleati dei trafficanti di esseri umani, perché al momento e nei vostri desiderata questo dovrebbe essere il quadretto: la Germania pseudo-umanitaria che rimanda indietro immigrati a frotte e l'Italia cornuta e mazziata. Perché lo diciamo? Un po' di dati, perché non è polemica campanilistica gratuita, è uno squilibrio scritto nei numeri. Dal 22 ottobre 2022, insediamento del governo di centrodestra, al 13 agosto 2026, pochi giorni fa, le ONG tedesche hanno portato in Italia 22.513 migranti, il 53% di tutti gli sbarchi riconducibili all'attività delle organizzazioni non governative. Cioè più della metà degli sbarchi di immigrati dovuti all'azione delle ONG è dovuta all'attività di ONG tedesche. Il distacco dagli altri paesi è enorme. Pensate che per scendere nella graduatoria si arriva ai 7.625 immigrati da ONG belghe, 5.619 da ONG spagnole, 4.676 dalle italiane. Cioè la Germania da sola pesa più di tutti gli altri paesi messi insieme in questa allegra attività, allegra ironia tragica ovviamente, spesso purtroppo anche mortifera, perché più incentivi l'immigrazione clandestina più purtroppo le persone corrono rischi, ma comunque la Germania è il dominus di questa attività che preleva immigrati quasi sempre irregolari dal Nord Africa e li porta sulle coste italiane. E allora però la commedia dei dublinanti no, cioè perché al momento funziona così. C'è questa attività di queste ONG, peraltro emerso in più procedimenti giudiziari, spesso coordinate con la mafia degli scafisti, ma in ogni caso c'è anche sicuramente una quota di queste persone che fanno questa attività in buona fede, con spirito genuino di aiuto, benissimo. Comunque queste ONG raccolgono immigrati irregolari, li sbarcano in Italia. Poi il loro governo tedesco a Berlino cosa dice? È il paese di primo approdo l'Italia, quindi anche quelli di costoro che sono arrivati nel nostro paese ve li rispediamo giù, ve li ributtiamo in quello che evidentemente per le teste d'uovo tedesche a tutti gli effetti il campo profughi d'Europa, l'Italia. No, così però il gioco è truccato, scusate. Cioè quantomeno la Germania si dimostra in grado di mettere un freno all'attività di ONG che battono la propria bandiera e che di fatto sono agenti attivi nel grande traffico dell'immigrazione clandestina, oppure si va a monte, si va a quella bandiera. Cioè si introduce un principio a questo punto di buonsenso: a primo approdo e mezzo. Questi migranti vengono caricati su navi battenti bandiera tedesca, se li ha presi in carico lo Stato tedesco, che sicuramente non vede l'ora di fare solidarietà e accoglienza diffusa, visto che tollera l'attività di queste ONG spesso al limite, e non lo fa solo perché li scarica in Italia, ma perché veramente credono all'accoglienza, e quindi la bandiera diventa il discrimine del primo approdo. Altrimenti l'Italia è in questa posizione geopolitica, cioè la politica continentale approfitta della geografia dell'Italia per rirenderla il campo profughi d'Europa, come era ai bei tempi per i tedeschi dei governi del PD o dei governi tecnici. Non ci sono più i governi del PD, non ci sono più i governi tecnici, anche perché c'è un governo figlio del voto popolare degli italiani, le due cose in genere si escludono, e quindi questa commedia, come hanno chiarito il ministro Salvini, il ministro Piantedosi, tutta l'attività di governo, non può
durare. L'Italia non può essere cornuta e mazziata, vogliamo usare il primo approdo, prendetevi i migranti sotto la vostra bandiera. Grazie a tutti, a presto.